Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, stamattina ci tocca registrare la precipitosa fuga della sinistra italiana dalla cronaca e anzi, nelle sue vette, il tentativo di taroccarla, di snaturarne il senso, di occultarne il senso. Partiamo dalla cronaca medesima, che è quella che conoscete purtroppo tutti, l'attentato al Gay Pride di Berlino, attentato eseguito lanciandosi con un furgone sulla folla che stava celebrando la manifestazione, morta una donna, parecchi altri feriti, alcuni gravi. L'attentatore è il signor Abdul Ballout, cittadino tedesco di origini libanesi, 21 anni, dichiarato, tanto che era addirittura monitorato, evidentemente non in modo performante, ma comunque dichiarato sostenitore dell'ISIS, che è poi morto a seguito di una sparatoria con le forze speciali, che dopo un giorno di isteria, diciamo, anche qui non si è vista una reattività enorme, diciamo, in Germania, ma comunque lo hanno infine scovato in un capanno nel quartiere di Spandau a Berlino. Hanno risposto al suo tentativo di sparare sulle forze dell'ordine e lo hanno ucciso. Costui aveva un curriculum da aspirante terrorista e poi terrorista di primissimo grado. Era stato condannato a maggio per aver tentato di unirsi all'ISIS in Siria, passando per il Libano, dove era infatti stato arrestato e espulso verso la Germania, perché lì quando si tratta di espellere e riportare i paesi d'origine, il vettore tra Nord Africa e Europa funziona, diciamo, spesso non funziona all'inverso tra Europa e Nord Africa. In ogni caso aveva continuato a dare segnali palesi di radicalizzazione e doveva partecipare a 26 incontri presso un centro di consulenza specializzato in deradicalizzazione e prevenzione dell'estremismo. Avrebbe partecipato ai primi due, poi si sarebbe eclissato, mentre i post sui social media, i suoi post continuavano a dichiarare il sostegno al gruppo terroristico. Insomma, un 21enne iperradicalizzato, dichiaratamente organico ormai alla struttura capillare, pulviscolare, non più gerarchica dell'ISIS, che ha commesso un orrendo attentato contro il Gay Pride di Berlino. E qui ci sono almeno due elementi ricorrenti della cronaca di fronte a cui non si possono chiudere gli occhi. La persistenza del fenomeno del Kar Jihad in Europa, cioè di radicalizzati che utilizzano il format previsto dai radicalizzatori, cioè lanciarsi sulla folla con un mezzo a motore, e il fatto che tra i numerosi motivi per cui la cultura islamica nella versione islamista, tanto più terrorista e incompatibile con la nostra, c'è la sua negazione alla base del concetto di diritto, il suo non riconoscimento del fatto che qualunque persona è intrinsecamente dotata di diritti inalienabili, e a maggior ragione dal punto di vista islamista non c'è questo riconoscimento per le persone omosessuali. Basta pensare alle impiccagioni nel cuore di Teheran, al fatto che i galantuomini di Hamas scaraventano gli omosessuali dai tetti a Gaza, e a come se la passano le persone omosessuali in tutti i paesi o sotto tutti i predoni islamisti. È evidente che questo soprattutto ultimo elemento di cronaca è un filino scomodo per la narrazione wokista, che è quella dei queer per Gaza. No? Gli LGBT per Hamas, cioè il tentativo dadaista di tenere insieme appunto l'agenda LGBT ultradirittista, anche con delle derive a nostro giudizio, ma insomma chiaramente che richiede come precondizione una società aperta, e la retorica, se non la canaglia islamista. Tant'è che sull'attentato di Berlino non c'è stata la solita corsa all'esternazione, al tweet, al post da parte delle primissime file del campo largo, perché insomma è difficile da maneggiare la narrazione vigente, mettiamola così. Le uscite però che si sono notate di più la dicono lunga di questa confusione culturale, volontaria o involontaria che sia. Prendiamo due casi anche diversi tra loro. La prima è la sempiterna Ilaria Salis,
Il fanatismo religioso e l'estrema destra condividono lo stesso odio e la stessa intolleranza verso la comunità LGBTQ+. Mi raccomando, perché non si perda una consonante, perché quello è il cuore del diritto, non il fatto che gli omosessuali non vadano uccisi in quanto tali, ma la sfilza di consonanti. A rinforzo Riccardo Maggi di Più Europa, che ha anche un'agenda diversa per certi versi dalla Salis, stesso copia e incolla. La violenza verso il mondo LGBTQ+, non ha una sola matrice. Può nascere dall'estrema destra come dal fanatismo religioso. Io non ho visto, una corsa di esponenti di AfD, detto che non è il mio partito ideale, ma non ho visto questa corsa di esponenti di AfD a lanciarsi, per esempio, sulla folla del Gay Pride di Berlino, ma sarà come dicono loro. E poi c'è la relativizzazione finale, dichiarazione di Sinistra Italiana, il sottopartito di Fratoianni dentro il cartello rosso-verde. Non importa l'origine o il credo religioso di chi abbia commesso l'attentato, il punto è l'odio. No, non è che non importa, perché se questo attentato a matrice islamista afferisce chiaramente a un'ideologia terrorista, fondamentalista, assassina, che intende cancellare l'omosessuale in quanto tale, negarlo in quanto tale, sì, ucciderlo in quanto tale. E quindi la matrice non solo non è secondaria, ma non si ispira a questo putpurri e questa equivalenza. Poteva essere un islamista o uno di estrema destra, poi è sempre un islamista, ma nelle cronache europee degli ultimi lustri. Ma cosa c'entra tirare in ballo l'estrema destra per tenere vivo uno spettro antifascista anche in presenza di questo evento drammatico? Uno spettro che non c'entra nulla e che anzi la dice lunga sul loro balbettio culturale, sulle coperture culturali, volontarie o meno, che hanno dato a certa retorica anti-occidentale filo-islamica, sullo sbando totale della sinistra in fuga dalla cronaca. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle